Buongiorno, ben trovati. Dopo le festività natalizie ritorna il consueto appuntamento con Buongiorno Sicilia. Il ben trovati da Roberta Lunghi, ma con me in studio per la rassegna stampa di oggi la collega Lorena Dolci. Buongiorno Lorena. Buongiorno Roberta, buongiorno anche a voi che ci seguite da casa. Cominciamo subito in questa nostra prima parte di Buongiorno Sicilia occupandoci dei fatti delle ultime ore che purtroppo sono legate da un unico filo, cioè il filo della violenza. E così dalla stanza d'ospedale parla al nostro microfono Elio, il 14enne pestato da una baby gang in centro a Catania, ha un grave trauma all'occhio che ricordiamo è stato colpito con un tirapugni da un branco, ma sentiamo. Il bacio di mamma Simona, l'affetto di papà Roberto che non lo lascia solo un attimo e la calza, portata in segno di solidarietà dall'assessore alla polizia municipale Coppolino. Non si aspettava certo di trascorrere l'epifania in ospedale Elio, il 14enne barbaramente aggredito da una baby gang in piazza Stesicoro in pieno centro a Catania. Elio è ancora scosso, parla con un filo di voce ma il suo racconto è sempre lucido. Non vedo molto bene ancora. Sono ancora, ho paura ancora, però tutto sommato sto bene. Mi ricordo che appunto c'erano questi ragazzi che hanno iniziato a prendermi prima frontale, poi mi sono girato per proteggermi, per pararmi la testa, ma lo stesso da dietro, mentre che ero girato, mi è arrivato un pugno nell'occhio con il tirapugni. Ricordi quanti erano? In circa 12. Ancora sconvolta la madre. In 5 minuti, proprio solo in 5 minuti, mio figlio me lo stavano ammazzando. Quadro clinico in leggero miglioramento, ma per valutare danni bisognerà ancora aspettare. Elio ora sta bene e stabile. Quello che ha riportato era una frattura dell'orbita, cioè della struttura nella quale si trova l'occhio, e il problema principale è la visione doppia del paziente che si spera possa rientrare, essere corretta nel post operatorio. Gli autori della vile aggressione, tutti minorenni, sono stati identificati dalla polizia. Da mesi però Catania e il suo centro storico sono ostaggio di baby gang ed ora si chiede di alzare l'asticella in nome per conto della sicurezza. Tra l'altro questi ragazzi mi hanno fatto sapere che non era la prima volta che si comportassero in questa maniera, pertanto bisogna alzare l'asticella, già l'amministrazione è molto attenta su questo fenomeno. Lei si è rivolto anche al questore per convocare un comitato per la sicurezza, quindi è segno evidente che un problema c'è a Catania. Il problema c'è, è evidente, l'amministrazione con tutte le forze dell'ordine sono molto attente e faremo in modo di evitare che accadano questi eventi nei giorni futuri. E naturalmente se ne parla sui giornali, Lorena. Sì, andiamo a leggerlo sul quotidiano di Catania, la Sicilia, che ha intervistato anche loro il ragazzino nella sua stanza d'ospedale e lui racconta appunto. Raccontiamo la seconda parte, cioè dopo l'aggressione che avete già sentito, lui si è rivolto al fast food chiedendo del ghiaccio e proprio il vigilante è stato quello che più mi ha aiutato, ha voluto che gli spiegassi cosa fosse successo, a quel punto ha chiamato i poliziotti. E c'è qualche dettaglio anche su questa baby gang, perché i poliziotti gli hanno chiesto se riusciva a riconoscerli e lui dice erano misti, stranieri e catanesi, era la prima volta che li vedevo. Sono ancora sotto shock, aggiunge questo ragazzino, spero che quanto accaduto non abbia ripercussioni sulla mia vita sociale. Mi hanno picchiato per divertimento, questo è chiaro, è davvero assurdo. Ne sentiamo tante di episodi del genere, ma non pensi mai possa succedere a te, invece è successo. E questa è l'amara riflessione appunto di Elio. Adesso ci spostiamo, andiamo a Carlentini, c'è un fatto ancora tutto da decifrare, tutto da chiarire, ossa umane trovate nell'auto incendiata nelle campagne del Siracusano, si potrebbe trattare di Salvatore Privitera, 35 anni, che è scomparso a Catania, ma sentiamo.
L'auto incendiata nascosta dal buio della sera, all'interno i resti umani, tutto carbonizzato. La scoperta è stata fatta nella tarda mattinata, nelle campagne di Carlentini, tra le province di Siracusa e Catania. Potrebbero essere i resti di Salvatore Privitera, 35 anni, residente al villaggio Sant'Agata, scomparso a Catania alla vigilia dell'Epifania. Dopo aver tentato inutilmente di rintracciarlo al telefono, i genitori hanno attivato il geolocalizzatore della vettura che li ha condotti nelle campagne di Carlentini, una trazzera di Contrada San Demetrio. Adesso i carabinieri di Augusta sospettano che le ossa trovate possano essere proprio le sue. Al momento però nessuna certezza. Servirà prima l'esito dell'esame del DNA. Per risolvere questo giallo dell'Epifania, quindi, bisognerà aspettare ancora un po'. L'auto è stata posta sotto sequestro, mentre la scientifica è al lavoro per trovare elementi utili per ricostruire quello che è avvenuto. Nessuna ipotesi al momento è esclusa. Insomma, è stato definito, il collega l'ha definito un vero e proprio giallo dell'Epifania, così al momento è. Certo, è davvero un giallo, perché c'è da definire appunto l'identità di questi, a chi appartengono questi resti umani. Il dettaglio dentro questo giallo è quello che la scoperta è stata fatta appunto dai genitori di Salvatore Privitera, che hanno attivato, come avete sentito, il geolocalizzatore e hanno trovato la macchina. La scoperta è stata inquietante perché la macchina era stata incendiata, quindi immaginate già la prima reazione, ma in un primo momento i familiari non si erano accorti della presenza all'interno di parti di un cadavere. Lo hanno saputo solo dopo l'arrivo dei carabinieri, che hanno immediatamente circoscritto la zona. Adesso, come avete sentito, ci saranno degli esami, un lavoro non facile. I resti umani sono già stati inviati all'Istituto di Medicina Legale di Catania. Oltre all'esame del DNA sarà importante determinare anche tramite TAC se ci siano nelle ossa lesioni causate da possibili colpi d'arma da fuoco o da fendenti. L'auto è stata posta sotto sequestro, ma purtroppo lo stato di incenerimento è tale da rendere difficoltosa la possibilità di ottenere elementi utili a ricostruire quello che è accaduto. Insomma, sicuramente ci vorrà del tempo. E ne parleremo certamente nel corso dei nostri telegiornali, così come non si placa la vicenda che vi abbiamo raccontato del bimbo che è stato picchiato con il cucchiaio di legno. Questo video finito sui social, sono tanti i risvolti che emergono su questo gruppo, su questo nucleo familiare, su questo bambino davvero particolarmente coraggioso, particolarmente intelligente. Facevamo delle deduzioni questa mattina con la collega. È stata sospesa intanto la responsabilità genitoriale a padre e madre, affidati ai nonni, 4 fratellini, ma sentiamo il servizio. Qualcosa si muove nella vicenda del bimbo picchiato nel quartiere di San Cristoforo dal patrigno e ripreso in un video diventato virale su TikTok. Il Tribunale per i minorenni di Catania, su richiesta della procuratrice Carla Santocono, ha sospeso la responsabilità genitoriale del padre e della madre e disposto il divieto di avvicinamento a tutti e 4 i figli che al momento sono affidati ai nonni materni. Dopo la diffusione del video, nel quartiere è montata la rabbia e l'indignazione, tanto che l'uomo di 59 anni è stato picchiato e aggredito al Tondicello della Playa. Finito in ospedale, ha deciso poi di costituirsi. Fermato con l'accusa di maltrattamenti aggravati anche nei confronti delle altre 3 sorelline, ieri è stato scarcerato dal GIP. Intanto, nelle more che il procedimento si concluda, è intervenuto il Tribunale per i minorenni, che ha anche nominato una tutrice dei bambini e ha chiesto alle forze dell'ordine di vigilare sul rispetto del divieto di avvicinamento, oltre che al servizio sociale di verificare con accessi a sorpresa il rispetto delle prescrizioni. Proprio i servizi sociali adesso sono finiti sotto accusa. Il bimbo lo scorso giugno era stato trovato dalla polizia su una bici mentre cercava di raggiungere la madre e le 3 sorelline in un centro commerciale dove si erano recate senza di lui. Del caso è stata interessata la Procura per i minorenni, che nel luglio successivo aveva incaricato i servizi sociali del comune di monitorare il nucleo familiare e alla fine dello stesso mese aveva sollecitato un'indagine che, secondo quanto emerso, però non sarebbe mai stata eseguita e neppure presa in carico, dopo altre segnalazioni di grave disagio familiare.
E anche qui, Lorena, davvero ci sono tanti risvolti da tenere in considerazione, di cui si parla sui giornali regionali. Sì, e fra l'altro quello che diciamo è stato acclarato è che è stata proprio un gesto di estrema difesa da parte del bambino. Lo scrive Laura Di Stefano sulla Sicilia, cioè il fatto di pubblicare questo video. Il piccolo, picchiato dal padre con un mestolo di legno, leggiamo sulla Sicilia, ha deliberatamente deciso di pubblicare il video nella pagina Facebook di suo nonno. Voleva far sapere a tutti che il genitore era da prendere in giro per aver dato botte ad un ragazzino indifeso. Lo ha raccontato lui stesso, senza filtri, agli investigatori a cui quei 2 minuti e mezzo di violenza sono arrivati domenica mattina. Poi questo episodio che i poliziotti della mobile hanno riconosciuto quel bimbo che era stato segnalato già l'estate precedenza perché, come avete sentito, in bicicletta voleva raggiungere la mamma e le 2 sorelline. Cosa succederà adesso? Fra metà e fine gennaio sono state fissate le udienze in cui saranno sentiti dal giudice minorile i 2 genitori e la nonna materna e separatamente il bambino. Saranno analizzati i contesti ambientali e familiari che hanno portato alla brutale punizione che aveva portato sabato notte al fermo del 59enne che vive in una cittadina dell'Interland. Inoltre le indagini della squadra mobile, quindi quello per quanto riguarda il Tribunale dei minori che ha competenza sul minore, ma vanno avanti le indagini della squadra mobile anche sul papà. Il procuratore aggiunto Sebastiano Ardita e il PM Alberto Santisi stanno raccogliendo nuove testimonianze ed elementi anche da portare a riesame per ribaltare la decisione del GIP che, come avete saputo, ha scarcerato entro 48 ore appunto il genitore che era stato fermato. E poi vi segnalo anche l'intervento del presidente Di Bella, presidente del Tribunale dei minori di Catania, che sottolinea come alla base del degrado ci sia sempre povertà educativa e ignoranza e bisogna sempre ripartire dalla scuola. E adesso lo Zen, il quartiere che in qualche modo si ribella, il quartiere che vuole rinascere. Torniamo sugli spari di intimidazione nei confronti della chiesa dello Zen. L'arcivescovo Lorefice ha presenziato, ha celebrato questa messa proprio a sostegno del parroco di una chiesa che si è rivelata essere assolutamente stracolma di presenze di cittadini. Il servizio. Ci sono i bambini, ci sono le mamme, ci sono i residenti dello Zen, stanchi di dover essere ostaggio di una banda di malviventi. Nella chiesa del quartiere, presa di mira in questi ultimi giorni con colpi di pistola e fucile, oggi pomeriggio la messa dell'Epifania officiata dall'arcivescovo Corrado Lorefice. 1000 persone presenti, anche politici, attivisti, abitanti del quartiere, liberi cittadini. Prima della messa un'assemblea per chiedere maggiore attenzione per il quartiere, per le associazioni, abbandonato ormai e senza presidi. Presente anche la commissione antimafia. Che se i cittadini per bene dello Zen si manifestano, tornano a essere protagonisti in questo quartiere, quelli lì saranno delle mosche bianche. Potranno usare tutte le pistole che vogliono, saranno presi a calci nel sedere dagli abitanti del quartiere. Essere qui oggi per nessuno può essere una passerella, è un'assunzione definitiva di responsabilità. Chi spara è un balordo, ha detto durante l'omelia l'arcivescovo Lorefice. Questi eventi di violenza che possono sembrare intimidatori non solo non mettono paura, e questo lo dico non per spavalderia, ma perché dimostrano una debolezza, dimostrano che in questo quartiere c'è gente, ci sono istituzioni, c'è una comunità cristiana, ci sono associazioni che portano avanti il loro lavoro a testa alta e noi vogliamo camminare accanto a loro, anzi chiediamo a chi ha responsabilità che ci sia anche una progettualità di rigenerazione del quartiere con grande chiarezza di idee, con determinazione, con fatti e non solo con parole. La vicinanza di oggi non deve svanire già da domani, ha invece detto padre Giannalia, parroco dello Zen. Noi non vogliamo fermarci, questo è sicuro, ma neanche possiamo fermarci. Ormai abbiamo preso un cammino che dobbiamo andare avanti, lo dobbiamo per tutto quello che sta succedendo. E
le parole dell'arcivescovo certamente anche in primo piano sui giornali. Sì, e sono state parole durissime, Roberta, lo leggiamo qua sulla Sicilia, ha usato parole durissime definendo tutti responsabili di avere trasformato lo Zen e altri quartieri in ghetti, ma ha puntato il dito anche contro i giovani che usano le pistole. Chi spara allo Zen o a Monreale o all'Albergheria o all'Olivella è un balordo, è un nulla, un meschino, un fifone, un codardo, ha detto l'orefice, che si vuole mettere in mostra per guadagnare visibilità e incutere timore, ostentando la forza delle armi e il potere dei piccioli, frutto di traffici illeciti e criminali. Ha poi invitato i criminali a cambiare vita, altrimenti, ha detto l'orefice, sarete solo dei falliti. Non manca un richiamo alla politica che non si pensa come servizio. E allora, torniamo brevemente solo per rilanciare la collega che adesso continuerà a raccontarci attraverso i giornali gli altri fatti siciliani. A te, Lorena. Allora, intanto diamo velocemente un'occhiata alle prime pagine dei quotidiani regionali. Sulla Sicilia in primo piano c'è il fronte lavico tra caos e divieti, lo vedremo ancora meglio. Le parole dell'arcivescovo Lorefice che chiama codardo chi spara e punta il dito contro la politica assente. Il caso di Catania, picchiato dall'orco, il bambino di 10 anni rivela: ho postato io il video per mostrare a tutti quello che faceva l'uomo che lo picchiava con il cucchiaio di legno. E poi il giallo di Carlentini di cui vi abbiamo già parlato. E poi c'è la prima pagina di Repubblica Palermo con la strigliata di Lorefice ai politici: non servono le passerelle, ha detto. Ieri appunto ha celebrato la messa nella chiesa crivillata di colpi, chiede un'assunzione vera di responsabilità. I ragazzi fuori filmano le volanti e postano le immagini su TikTok, e questa è l'altra faccia di quello che è successo. E poi ieri era anche l'anniversario dell'omicidio a Mattarella, 46 anni di mistero, le piste che portano a Contrada. Andiamo ancora a vedere la prima pagina della Gazzetta del Sud, anche qui l'Etna, la colata lavica non si ferma, però poi con l'aggiornamento vedremo che sta rallentando. Porto di Tremestieri, necessaria una variante per la diga foranea. Il Giornale di Sicilia invece è un'apertura tutta sua: ospedali, giro di vite sulle visite a pagamenti, previsti limiti più rigidi e controlli, e tra le misure studiate dalla Regione per rispondere ai rilievi della Corte dei Conti sulle liste d'attesa, in pratica un giro di vita alla cosiddetta attività di intramoenia. E poi andiamo qui nel dettaglio, abbiamo la storia di cui ci siamo già occupati sull'11enne picchiato, sospeso l'esercizio genitoriale sui 4 figli, Tribunale per i minorenni di Catania è anche avviato il procedimento per la decadenza, perché finora c'è stata solo la sospensione. Il bambino e le 3 sorelline sono a casa dei nonni materni, padre e madre hanno il divieto di avvicinarsi. E ancora l'invettiva di Lorefice: chi spara è balordo, meschino e perdente. E poi l'appello: convertitevi a Dio. E appunto sia l'invettiva contro chi spara, ma anche e soprattutto contro i politici. Il quartiere ghetto l'ha creato la politica, la chiesa scoppiava di gente. E poi qualcuno chiede dov'è il sindaco Lagalla, che non era presente. Sono arrivati parroci e suore da tutta la città, operatori del sociale, c'era tanta gente, ma vediamo anche il quartiere come rispondere. C'era tanta gente attorno alla chiesa, c'era anche un gruppo di ragazzini, uno urla stanno arrivando gli sbirri, urla il più giovane. I poliziotti, per garantire che il sit-in si svolga nel modo più tranquillo, e quindi sono scene diciamo di questo affresco del quartiere Zen. Ma più delle armi è l'atteggiamento che rappresenta oggi un campanello d'allarme. I giovani che scorazzano fuori dalla chiesa sono gli stessi che lanciano inquietanti video su TikTok, quello che vi abbiamo anche mostrato nei nostri telegiornali con i ragazzi che sparano, pistole in pugno. E poi veniamo all'omicidio Mattarella, 46 anni di ombre, nei depistaggi i misteri di Contrada. Commemorato ieri il presidente ucciso nell'80, le indagini di Palermo e quelle di Caltanissetta sul ruolo dell'ex 007. Naturalmente ancora la verità è troppo lontana.
E poi andiamo avanti, attività privata negli ospedali, questo l'abbiamo visto dalla prima pagina della Gazzetta, giro di vite sui medici, dopo i rilievi della Corte dei Conti l'assessora regionale alla salute Faraone è pronta a inviare un memorandum ai vertici della sanità siciliana. Servono controlli che diano garanzia di applicazione rigorosa delle regole. Sarà un giro di vite per regolamentare in modo diverso il cosiddetto intramenia, cioè la possibilità garantita ai medici di svolgere attività privata in orari diversi ma all'interno dei reparti in cui sono assunti dal sistema pubblico. Evidentemente in questa bilancia il peso maggiore è arrivato appunto sulle attività intramenia, e questa è la risposta che l'assessore sta preparando ai rilievi della Corte dei Conti, secondo la cui indagine emerge che l'eccessivo ricorso all'intramenia sta aggravando i ritardi delle prestazioni ordinarie, pesando così anche sui conti pubblici. Restando in tema, l'influenza dilaga, la Sicilia è la regione più colpita dal virus e l'allarme delle CIM, il sindacato dei medici, in tilt le strutture sanitarie d'emergenza affollate da molti pazienti con disturbi respiratori anche gravi. I pazienti, dice il CIMO, si sono riversati in un periodo ristretto nei già sofferenti ospedali siciliani e ovviamente i pronto soccorso che sono andati letteralmente in tilt. E poi vi leggo una curiosità, abbiamo parlato appunto del quartiere Zen, c'è un esempio virtuoso invece un altro quartiere a rischio, il quartiere Ceppe, la rivoluzione dell'istituto Saladino guidato dall'ex comunista Giusto Catania. Quali sono le novità? Voti solo a giugno, lezioni di 50 minuti, così il CEP fa scuola. Dei voti si parlerà solo a giugno, nel frattempo gli alunni saranno valutati in base al loro rendimento senza l'incubo degli scrutini intermedi, e questo appunto è il nuovo corso dei 600 studenti dell'istituto comprensivo. Nulla di inventato da nuovo, eppure l'approccio sembra innovativo e convince tutti, alunni, docenti e famiglie. E poi andiamo a Messina e siamo in chiusura, molo di Levante sbarrato anche per tutto il 2026, la passeggiata sul mare è chiusa per lavori dal 2023, per la fornitura degli arredi si attende una nuova gara d'appalto, ovvero un bando da circa 1,5 milioni di euro. E qui vediamo il rendering di come si trasformerà la diga foranea di Messina. Ci fermiamo, a te la linea Roberta. E allora per questo spazio noi come di consueto andiamo un po' a guardare cosa accade sulle strade catanesi, in particolare eccolo qua, vi mostriamo il tratto della circonvallazione che arriva all'ex Tondo Gioeni, un flusso di macchine abbastanza presente, non quello delle giornate assolutamente più caotiche, anche perché c'è il discorso dell'inizio della scuola, in alcuni casi non hanno ancora riaperto. Esatto, in molti istituti non hanno riaperto, ed eccolo qua il segnale lampante, perché a quest'ora normalmente quel tratto, soprattutto in direzione Mister Bianco, risulta estremamente complesso da gestire. Adesso andiamo a guardare l'Etna. Il momento meteorologico non ci permette di scorgere praticamente nulla, ma per quanto ci riguarda invece è il momento di dare delle indicazioni sulla situazione sull'Etna. Restiamo, lo dico alla regia, con questi momenti che non sono scatti ma che sono appunto telecamere sull'Etna. Live. Esattamente, perché sembra bloccato il flusso. Ne parlavamo ieri sera come invece di un flusso che aumentava. L'Etna è così, insomma, non sempre sorprese da un minuto all'altro, e così la porzione del campo lavico compresa tra Rocca Musarra e Rocca Capra non è più alimentato. I fronti lavici sono fermi e in raffreddamento. Anche il tremore vulcanico si è riportato a livello medio. Sull'Etna si agitano anche altre situazioni, Lorena. Sì, perché i primi a protestare sono appunto le guide alpine e vulcanologiche, che sono le uniche autorizzate a portare visitatori e turisti sull'Etna. Protestano contro le troppe limitazioni. Ieri c'è stato, Roberta, uno sciopero storico, la prima volta che si sono astenuti dall'accompagnare i visitatori, una decisione clamorosa, quella annunciata da chi per professione accompagna escursionisti e visitatori, dove l'accesso sul vulcano è regolamentato da stringenti norme di sicurezza decise appunto pochi giorni fa. Naturalmente le guide protestano appunto contro queste limitazioni, le restrizioni e i provvedimenti concordati in prefettura
Perché? Innanzitutto le escursioni sono consentite solo fino all'imbrunire, intorno alle 16:30, esclusivamente in gruppi di massimo 10 persone, accompagnati da guide autorizzate, ed è inoltre vietato, e questo è l'altro punto contestato, avvicinarsi a meno di 200 metri dal fronte lavico, anche appunto per questi gruppi regolarmente accompagnati. Le guide cosa dicono? Che queste misure finiscono di fatto per annullare il ruolo della guida, svuotandone competenze, funzione e responsabilità professionale, anche perché non lo leggo qua, ma l'ho letto da un'altra parte, e poi c'è gli escursionisti fai da te che si avvicinano ben oltre questo limite, quindi fino a 50 metri, quindi loro dice di fatto siamo i più penalizzati. Bene, allora noi a questo punto ci fermiamo, Lorena, riprenderemo tra poco con la seconda parte della rassegna stampa per quanto riguarda i fatti nazionali e internazionali. Torniamo. Seconda parte di Buongiorno Sicilia, o perlomeno seconda parte della rassegna stampa, i fatti nazionali e internazionali con Lorena Dolci. A te, Lorena. Andiamo a vedere le prime pagine dei quotidiani nazionali. Ancora diciamo lo scenario internazionale sempre più inquietante, perché c'è la Groenlandia contesa e poi la forza di pace dei volenterosi in Ucraina. Il Corriere della Sera infatti apre con la Groenlandia, stop europeo a Trump, hanno dato una sorta di altolà per quello che può valere. Il piano dei volenterosi per la sicurezza di Kiev, USA pronti al sostegno in caso di attacco russo. E poi qui c'è l'omicidio del giovane capotreno arrestato a Desenzano, l'assassino è un croato di 36 anni. E poi naturalmente vedremo la strage di Crans-Montana. Repubblica, forza di pace in Ucraina, a Parigi siglato l'accordo tra i volenterosi e Zelensky e gli USA sulle garanzie per la difesa di Kiev. Meloni dice non manderò i nostri militari, di spalle invece la Groenlandia con lo stop dell'Unione Europea. Trump però incalza e minaccia l'uso dell'esercito. Per la stampa, anche per la stampa, apertura dedicata alla Groenlandia con la tensione che sale questa volta fra gli Stati Uniti e Unione Europea. Ma andiamo a vedere all'interno che cosa propone Trump, che ha detto anche che la vuole comprare. Protezione in cambio di risorse, il piano di Trump per prendere l'isola. La Casa Bianca starebbe lavorando ad un accordo col governo di Nuuk basato su difesa e commercio per escludere la Danimarca, ma evoca anche l'uso della forza, e Copenaghen aumenta la presenza militare appunto in Groenlandia. C'è l'altolà da parte dell'Unione Europea, la Groenlandia non si tocca, Trump pronto a usare i soldati. E poi l'interrogativo della stampa, ma si può comprare un paese? In realtà, anche se Trump l'ha buttata lì, questa butade, gli USA propongono formule giuridiche astruse per prendere il controllo di un asset strategico, dall'idea di un acquisto dell'isola ai trattati, quello che c'è da sapere su un'annessione impossibile secondo la stampa, ma staremo a vedere. E poi andiamo sullo scenario in Venezuela, dopo la rimozione del presidente c'è Nobel Maria Corina Machado, che si dice pronta a cedere il Nobel a Donald Trump ha ridato la libertà al mio paese. E lei vorrebbe rientrare. Un'altra scena internazionale in Iran, dove va avanti da giorni la protesta, piazze in tumulto, è la nostra ultima occasione, scontri e lacrimogeni nei bazar di Teheran, gli agenti assaltano un ospedale, i morti nelle manifestazioni sono già 27. Torniamo in Europa con la strage, la tragedia di Capodanno. Quello che viene fuori ormai è evidente, anche se la civilissima Svizzera nessuno se l'aspettava, è che in 6 anni non ci sono stati i controlli nel locale della strage. Nonostante questo il sindaco non si dimette, perché dice non si abbandona la nave in tempesta, ma non sa spiegare perché l'uscita del piano interrato fosse chiusa. Siamo rimasti scioccati, dice il
sindaco, dal video con le candele pirotecniche sullo champagne avremmo voluto essere avvisati, ma insomma forse erano loro che dovevano farsi vedere. Intanto vediamo cosa succede negli ospedali: 100 tra medici e infermieri in lotta per i giovani feriti, cerchiamo di rubare tempo. 11 ricoverati, si naviga a vista, il quadro resta grave ma le condizioni stabili. Prima di recarsi a Parigi, Meloni è passata al Niguarda per far sentire la vicinanza del governo. Sono tanti ragazzi ricoverati, alcuni in gravi condizioni, per alcuni c'è infatti la prognosi riservata ed è una situazione complicata per il combinato disposto tra ustioni e fumi velenosi respirati a lungo, tanto che nel caso di uno di questi ragazzi, Emanuele, i genitori dicono: non ci sono affatto ustioni, vogliamo la verità. Era un giovane talento del golf, è stato nominato un avvocato per capire la causa del decesso e dare un seguito a tutto questo dolore, a questa rabbia, all'implorazione di non intromettersi in un lutto che sta devastando una famiglia. C'è qui la cronaca di questo dolore a casa di questa famiglia di Emanuele, ma anche la voglia di capire come è morto questo ragazzo, perché appunto, come dicevamo già dal titolo, il suo corpo non mostra alcun segno di ustione, era perfettamente integro, non sono bruciati neppure il telefono cellulare e il portafoglio che il sedicenne aveva con sé, e ancora non sappiamo se era dentro il locale, se era fuori o se è morto per il gas. Naturalmente genitori che meritano una risposta, e poi c'è l'altra faccia, quella dei superstiti che sono sopravvissuti a questa tragedia e che adesso si chiedono quasi con un senso di colpa perché siamo rimasti vivi. È un dolore devastante, ce lo dice la psicologa che assiste i giovani scampati a rogo e le famiglie. Davanti ai genitori senza più lacrime ne ho ammirato il coraggio. E poi si torna su questi video che sono circolati, quelli pochissimi istanti prima, anzi che hanno addirittura immortalato l'inizio dell'incendio. L'incendio filmato con lo smartphone. La colpa è degli adulti, non dei ragazzi. Qualunque cosa accade, il telefono diventa responsabile, ma è sbagliato puntare il dito su degli adolescenti che non potevano immaginare che da quella scintilla divampasse non solo un incendio, ma una tragedia di queste proporzioni. Torniamo in Italia, tante le notizie di cronaca, c'è l'omicidio del capotreno, fermato il presunto killer, la sua fuga finisce a Desenzano. 2 ore dopo l'omicidio era stato controllato e rilasciato. Il padre della vittima chiede adesso: voglio sapere perché l'ha fatto. Addirittura Alessandro Ambrosio, questo è il nome della vittima, è stato scelto a caso dentro la stazione, pedinato a lungo fino all'esterno, raggiunto al buio in un vialetto, chiuso ai lati da alte recinzioni e qui pugnalato a morte. Ad uccidere questo uomo di 34 anni sarebbe stato uno sbandato che da anni girava fra gli scali ferroviari del nord Italia, dormendo nelle sale d'aspetto, e che spesso era aggressivo e ubriaco. È croato ed è stato arrestato ieri sera a Desenzano del Garda. Le uniche parole che ha pronunciato, ha detto: so di essere ricercato ma non so esattamente per cosa. E questo naturalmente getta nella disperazione il padre del capotreno. Il mio unico figlio, per quell'uomo provo rabbia e pena. La tragedia è avvenuta dopo che era andato in pensione appena 6 giorni fa. L'altro delitto, Aurora, quello della giovane Aurora uccisa a Milano, il sospetto dei PM che abbia avuto dei contatti con l'assassino, che è stato fermato, gli è stato sequestrato il telefono perché si cercano possibili collegamenti con la vittima il giorno prima dell'omicidio. Domani ci sarà l'interrogatorio in carcere. E chi era? Era una persona già giudicata pericolosa, con precedenti, era stato espulso ma girava libero a Cologno. Aveva numerosi alias, cioè dei soprannomi, delle false identità con i quali camuffava la vera identità, una lunga carriera illegale con precedenti penali per rapina aggravata, violenza sessuale, immigrazione clandestina. Avrebbe dovuto essere in carcere, eppure il 25 marzo, dal 25 marzo del 2024, data del suo
ultimo arresto, Emilio Gabriel Valdez Velasco viveva con una compagna sua connazionale in un appartamento a Cologno Monzese. Nel frattempo ha aggredito altre 2 donne. Questo è il curriculum appunto di questo peruviano accusato dell'omicidio. E poi c'è una notizia che troviamo tanto sui quotidiani regionali che su quelli nazionali, ed è la testimonianza, il racconto di Nicola Di Matteo. Lui è il fratello di quello che noi abbiamo ribattezzato il piccolo Di Matteo, Giuseppe, ucciso per vendicarsi del papà pentito e poi, come sapete, sciolto nell'acido. E racconta: la mia vita senza Giuseppe, sciolto nell'acido dalla mafia, non perdono nostro padre. A 30 anni dall'omicidio che sconvolse l'Italia, parla il fratello della vittima. Per salvarsi, accusa il padre, ha fatto uccidere mio fratello, prima come mafioso e poi da pentito. E lui ricorda: il giorno prima avevamo festeggiato il mio compleanno, ero piccolo, i miei ricordi non sono nitidi, c'era stata una festicciola, ricorda che c'era Giuseppe, mio fratello, con me. Il giorno dopo lui, come faceva spesso, anche se non aveva ancora 14 anni, alle 2 del pomeriggio ha preso il motorino e sceso per andare al maneggio a Palermo tra i cavalli che erano la sua vita, la sua passione, e da allora non l'ho visto più. Nicola Di Matteo oggi ha 44 anni, è impiegato alla regione siciliana e per la prima volta ci affida questi ricordi. Chiudo soltanto con la chiusura del Giubileo, con Papa Leone che ha chiuso la Porta Santa e Roma capitale già lavora al 2033. Grazie Lorena, la ritroveremo Lorena in chiusura di trasmissione. Adesso ci fermiamo, arrivano tra poco i nostri argomenti di oggi, cominceremo occupandoci dei saldi partiti da qualche giorno in Sicilia. Torniamo tra un attimo. Ben ritrovati a Buongiorno Sicilia, si parla di saldi, sono iniziati i saldi invernali giorno 3 di gennaio. Per capire insomma come vanno in questo momento, se in qualche modo ci sono dei dati confortanti per i commercianti, abbiamo con noi in studio Pietro Agen, che saluto, buongiorno presidente di Confcommercio Catania, la ritrovo con piacere. All'indomani diciamo delle feste, no? Abbiamo chiuso con l'Epifania, fine settimana ed Epifania di mezzo. Come stanno andando i saldi in Sicilia? Ma diciamo, si può dire che il bicchiere è mezzo pieno, mezzo vuoto. Da dove partiamo, Presidente? Allora, diciamo, partiamo dall'aspetto positivo. Okay. Bene o male qualcosa si muove e non è stato certamente peggiore degli altri anni. L'aspetto negativo invece è l'andamento storico, cioè i saldi come li ricordiamo, come si ricordano anche e soprattutto in Inghilterra, con code infinite davanti ai negozi prima dell'apertura degli stessi, e non ci sono più. Oggi sono stati uccisi da un travestito anticipo dei saldi, perché se andiamo a vedere cos'è il Black Friday, a me piace chiamarlo venerdì nero, e per i commercianti spesso è proprio un venerdì nero, perché le vendite anticipate scontate non sono un fatto positivo, e secondariamente la vendite online, che soprattutto al sud stanno dando dei numeri spaventosi. E terzo fatto, il permesso ora di fare anche promozioni nel mese di dicembre. Se mettiamo assieme questi 3 fattori vediamo perché i saldi non sono più i saldi di una volta. Poi se non hanno il fascino, diciamo così, del la gente ha già fatto i saldi, ha già comprato prima, a volte per fare il regalo di Natale, qualche altra volta perché era un capo interessante. Se poi ci aggiungiamo ancora il fatto che la crisi c'è e soprattutto nell'abbigliamento la crisi è forte, per cui gli stessi commercianti sono molto più attenti negli acquisti, quindi diciamo anche il materiale da mettere in promozione è diminuito rispetto al Quindi passato. esauriscono molto presto le scorte, perché oggi si dice che meno. Un negozio di abbigliamento sopravvive solo se ha poche scorte, perché la presenza di grandi scorte è un fatto che viene esaminato anche in sede di concessione di eventuali prestiti alle aziende come fatto negativo, cioè il fatto che un negozio abbia un indice di scorte alto rispetto al fatturato viene considerato
fatto di grande debolezza. Tutto questo insieme di cose ha fatto sì, i commercianti comprano meno, hanno più paura, in più l'abbigliamento è quello più colpito sicuramente dalle vendite online, aggiungiamo le difficoltà a arrivare nei centri storici e poi ecco, è la tempesta perfetta, direi. Senta Presidente, però il fascino dell'online sicuramente sta, almeno così sembrerebbe, nella convenienza, ma è veramente così alla fine dei giochi oppure forse qualche contromisura da parte dei negozi fisici si può attuare anche in questo senso? Guardi, i negozi fisici, alcuni lo fanno già, altri credo lo faranno, devono usare l'online. L'online è un'arma che può essere usata anche dal piccolo medio commerciante, soprattutto per vendere dei prodotti che io definirei marginali, no? Non metterò mai in vetrina, lo diceva un mio imprenditore del settore, non metterà mai in vetrina un paio di pantaloni da uomo a scacchi, eppure c'è chi compra i pantaloni a scacchi, i giocatori di golf, i vecchi che amano lo stile English, e quindi ci sono dei prodotti che possono essere venduti online. Le faccio il mio caso, io compro online un prodotto, ma solo perché non lo trovo più qui. Io compro sottoascelle per giacche perché purtroppo sudo e li compro in Toscana da un piccolo negozio che ha fatto questa iniziativa di propagandare questo prodotto che è quasi scomparso, ma credo che siamo migliaia in Italia. Beh, insomma, adesso però al di là dei prodotti di nicchia, no, come questi, che sono per il ovviamente... resto la vendita online è affascinante, me ne rendo conto, ma spesso e volentieri chi è di noi che non ha subito una truffa online? Assolutamente. Insomma, io per primo, guardi. Ma diciamo, non pesa l'idea che soprattutto con l'abbigliamento tu i vestiti te li provi, sei lì, fai tutto in quel momento, cioè la gente compra le scarpe online, la scarpa si dovrebbe provare subito, però è pronta magari a dire vabbè, insomma, ci provo, poi magari comunque faccio il reso, è un po' più elaborato, insomma. Io guardi, di resi ci credo poco, perché gente che faccia reso non ne ho mai conosciuto. Il vero problema è che se si facesse un conto esatto di ciò che si è comprato in negativo e ciò di positivo, probabilmente non compreremo più online. Però ecco, poi lo stimolo, ormai la pressione di quello strumento di vendita che è diventato il telefonino è terribile, questo ce lo dobbiamo dire, è una pubblicità 24 ore al giorno, 365 giorni all'anno ed è devastante, per cui alla fine la tentazione viene, la tentazione purtroppo spesso è anche negativa. È quella tentazione, diciamolo, che coinvolge veramente tantissime persone nei confronti di un mercato in particolare, il mercato soprattutto cinese, i giovani, soprattutto i giovani, cinese, no? Il mercato cinese da parte dei giovani in particolare. Guardi, io sono uno che resiste, rifiuto da mesi di scaricare il famoso marchio cinese. Così, per una questione di principio, dico che la resistenza personale ha ancora un significato, perché so che se lo scarico poi alla fine comprerei, quindi non scarico. Non scarica, la non soluzione è quella. Senta, al di là di questo i dati parlano però di spesa media e sembrerebbe la Sicilia svettare rispetto alla media nazionale per l'ipotesi di spesa destinata ai saldi. Come mai secondo lei abbiamo, come dire, questa previsione in rialzo rispetto al paese? È una vecchia tradizione, quella siciliana dei saldi, lenta a morire ma purtroppo in calo. Ecco, credo che sia un fenomeno quasi irreversibile. Stiamo arrivando a un qualcosa, lei ricorderà un fenomeno simile nel settore dei mobili. Oggi la vendita scontata degli immobili è una tecnica di vendita, non è più uno sconto. Sconto sullo sconto, 50 più 20, oppure c'è una nota azienda che da circa 2 anni dice l'ultima occasione per lo sconto. Ecco, è diventato non più uno sconto reale, poi magari lo è anche, non lo nego, però è diventata una tecnica di vendita. Temo che questo stia succedendo anche nel settore dell'abbigliamento,
molto meno negli alimentari, dove è legato a campagne, a iniziative. Quindi lei dice in realtà non ci crediamo più tanto, cioè No. siamo diventati un po', come dire, un po' più attenti. Diciamo che soprattutto le signore un passaggio magari in negozio a vedere se c'è il capo particolarmente interessante lo fanno ancora, e credo che siano loro a reggere il mercato. I giovani purtroppo, io dico, hanno in gran parte scelto l'online. E l'uomo ha più difficoltà, perché comprare online, ecco, c'è un problema di misure, di taglie, eccetera, e magari compriamo online però il capo confezionato. Senta, però fanno veramente, adesso insomma è chiaro, metto il dito nella piaga, grande tristezza, no? Alcune vie dello shopping con le saracinesche abbassate, non andando molto lontano nella nostra Sicilia, anche insomma in una delle località più gettonate, più bersagliate dai turisti, anche Taormina per esempio, no? Passeggiando, le luci sono un po' di meno delle vetrine. Soprattutto nei centri storici, e quello è ancora più preoccupante. I centri storici stanno diventando degli immani pub, con tutte le conseguenze che poi quello comporta. Io faccio sempre un esempio negativo, che è quello di Bucarest. Noi dovremmo cercare di non diventare quello che è Bucarest, dovremmo cercare uno sviluppo alla Amsterdam. Probabilmente abbiamo commesso degli errori negli anni scorsi, bisogna riconoscerlo. Abbiamo preferito i centri commerciali lontano dal centro invece di averli nel centro. Una struttura di un certo livello nel centro, che esercita un potere di attrazione, potrebbe essere un fatto positivo. Non dimentichiamo che quel poco che resta del commercio a Catania è vicino alla Rinascente. Sì, che è un polo di attrazione. Ma tra l'altro le devo dire, mi sconforta un po', perché avevamo in qualche modo raccontato, no, questo momento che sembrava essere di ritorno lento al negozio fisico, al centro, perché il centro commerciale è sempre strabordante di gente, non è detto che siano tutti acquirenti quelli che vanno al centro commerciale, però ci sembrava ci fosse un po' una controtendenza, invece no, ci siamo sbagliati. No, guardi, la mortalità dei negozi nei centri commerciali non è inferiore a quella del centro storico, è così. È più forte la rotazione, cioè a negozio che chiude ne subentra più facilmente un altro, ma guardate che i negozi muoiono in periferia, al centro, e forse tengono un pochino meglio nei piccoli paesi, ecco, per una serie di fattori, la difficoltà a muoversi e altro. Però vediamo, faccio l'esempio in positivo di Zafferana. Zafferana è ancora un paese ricco di negozi, che ha saputo fare un mix intelligente di negozi e di pubblici esercizi. E quindi insomma qualche perla c'è. Senta, restiamo però al consumatore, mi dia comunque una piccola avvertenza per il consumatore, perché questa fiducia che si scardina in qualche modo possa trovare un puntello invece verso una reconquista. Alcune associazioni consumatori negli anni scorsi hanno fatto delle campagne sulle truffe dei saldi. I saldi non sono mai state truffe, i saldi sono vendite scontate di prodotti che non sono stati venduti né l'anno né negli anni precedenti. È chiaro che se quest'anno va di moda il marrone, così mi dicono per l'uomo, ecco, non amo il marrone per questo, ecco, però mi dicono che vada di moda. Beh, io non troverò il marrone nei saldi, probabilmente troverò il blu, troverò un altro colore, ma questo non fa diventare una truffa. È un prodotto che è stato comprato a 10 e probabilmente viene venduto a 10 o addirittura a meno di 10, quindi addirittura al sottocosto. Poi ci sono dei prodotti che non possono essere venduti perché nel negozio non si comprano più, e quelli finiscono sulle bancarelle dei mercati. E anche qui ecco, è sempre uno strano ciclo che ha il prodotto. Allora, noi abbiamo ancora 2 mesi di tempo, no, in Sicilia per usufruire di questi saldi che sono veri, stiamo attenti, insomma. Ma anche perché qui il freddo è arrivato adesso. È arrivato adesso, quindi tante cose per coprirci potremmo in qualche modo acquistarle proprio in questi giorni. Io la ringrazio, Presidente, come sempre per la sua presenza, ne parleremo magari a giochi chiusi, chissà. Soprattutto, magari... ecco, ritorniamo al piacere di
scambiare 4 parole col negoziante, Esatto. di provare il vestito e anche di farci consigliare, perché magari, ecco, chi ci vede ci sa consigliare. Guardi, per tanti il piacere di entrare in un negozio dove si è accolti bene, dove c'è poi la possibilità di fidelizzarsi, è veramente il plus rispetto a tanti metodi online. E Ci poi resta almeno questo. la differenza di costo non è quella che appare. Esattamente, ecco. grazie a Grazie Pietro a voi. Agen. Noi andiamo a vedere le previsioni del tempo e torniamo per occuparci di sicurezza nelle discoteche. A tra poco. Ben ritrovati a questo nuovo appuntamento con Trebi Meteo, una giornata di mercoledì 7 gennaio con tempo asciutto ed ampiamente soleggiato al nord e sul medio alto versante tirrenico, mentre altrove la copertura nuvolosa sarà prevalente con precipitazioni più concentrate sulle nostre regioni meridionali, su Sardegna ed anche sulla Sicilia, a causa di un'area di bassa pressione sul Mediterraneo alimentata da aria artica dal nord Europa. Ebbene, atmosfera instabile sulla Sicilia, precipitazioni a carattere sparso, non mancheranno pause asciutte ed assolate, ma clima via via più freddo, con un calo delle temperature non solo nei valori massimi ma anche minimi a causa di quest'aria piuttosto fredda dal nord Europa. Uno sguardo alla giornata di giovedì che vedrà ancora una certa instabilità atmosferica, dunque insisteranno le precipitazioni su buona parte dell'isola, ombrelli aperti, ma poi saranno in graduale attenuazione fino ad esaurimento entro fine giornata, ma entrerà una sostenuta ventilazione di maestrale e le temperature saranno in ulteriore diminuzione. Ulteriori dettagli ed approfondimenti sulla PEG gratuita e sempre aggiornatissima Trebi Meteo. Torniamo in studio, ve l'avevo anticipato prima del nostro momento dedicato al meteo. Oggi ci occupiamo di sicurezza nei locali e nelle discoteche. Che cosa vuol dire, che cosa si fa in Italia, il tutto all'indomani di una tragedia, quella di Crans-Montana. Noi ci colleghiamo subito con Roberto Bianconi, che vedo, do il buongiorno a Bianconi, vicepresidente vicario del Sindacato Italiano Locali da Ballo, Confcommercio di Palermo. Ben trovato Bianconi. Sì, buongiorno. Buongiorno. E allora, è un po' una consuetudine che spesso ci si ritrovi a parlare di cose come questa, dopo che succede qualcosa, no? Dopo un accaduto in generale, no? Succede la tragedia, poi cominciamo a fare, come dire, le radiografie alle situazioni, ma è d'obbligo farle, assolutamente Bianconi. Il rogo di Crans-Montana nella notte del 31 dicembre 2025, vediamo le immagini, ci fa raccontare di 40 giovani morti, 116 feriti, una condizione ancora grave dei ricoverati. Che cosa è successo, Bianconi? Ma innanzitutto, secondo me, quel locale in cui si è svolta questa attività non è un locale di pubblico spettacolo, per cui è un locale che non è stato sottoposto a determinati controlli da parte dei vigili del fuoco, all'apparenza, poi non lo so, però sicuramente un locale dove si può legalmente, ufficialmente, come sono le discoteche che sono sottoposte all'esame periodico della Commissione di Vigilanza e Spettacolo sulle condizioni di sicurezza, per cui c'è il membro dei Vigili del Fuoco che verifica tutti i materiali sia all'interno del locale siano ignifughi e complessi di certificazioni, dal divanetto al telo magari per schermare magari la musica. Qualunque cosa non può prendere fuoco in un locale pubblico spettacolo. Inoltre poi altra condizione importante della pubblica sicurezza per le discoteche sono le vie di esodo, le vie di fuga. Quelle sono proprio determinanti sul numero dei partecipanti per la capienza, diciamo, concessa all'attività. Per cui anche questo è un fatto determinante. Cioè, le discoteche in Italia che sono sottoposte da questi controlli periodici non possono essere soggette a problemi di questo tipo, almeno che poi il gestore purtroppo possa anche commettere, come è successo qualche anno fa, la leggerezza, insomma, di mettere dentro molte più persone di quelle che ci possono entrare. Però dico, fino a quando i locali hanno la capienza bene o male quella concessa, quella rispettata,
non ci possono essere in un locale di pubblico spettacolo, una discoteca, problemi di questo tipo. Quei problemi che si sono creati là a Casa Fontana sono problemi che possono essere, si possono verificare in locali che non sono discoteche e che possono fare e che in maniera abusiva una festa. Ecco, Lì ti devi preoccupare. aspetti Bianconi, ecco, lei ha toccato un tema molto, molto giusto, molto importante. Lei ha detto queste cose si possono verificare in luoghi che non sono discoteche. Vogliamo, come dire, distinguere un attimo questo fatto, perché è giusto anche non criminalizzare, no? Perché rischiamo poi di criminalizzare dei luoghi. Invece Ma difatti ho premesso, il locale che ho visto all'inizio secondo me non è una discoteca, è semplicemente un bar. Ecco, un bar un po' ampio che si è messo a fare la discoteca per tanti motivi, probabilmente. Forse aveva una licenza sottodimensionata che non è manco sottoposta alla commissione di vigilanza e spettacolo. Poi dico la legislazione, quella elvetica, io non la conosco bene, per cui dovrei anche approfondire questo punto tra di vista. l'altro il sindaco ha detto che da 5 anni non c'era un controllo, cioè su questo luogo da 5 anni. Guardi, le discoteche, specialmente quelle poi della provincia di Palermo, per farle un esempio, sono state verificate negli ultimi 2 anni, cioè proprio c'è stata proprio una collaborazione chiaramente con Questura e con Commissione di Vigilanza e Spettacolo per riverificare tutte le condizioni di sicurezza del locale, specialmente qua nella provincia di Palermo. Tutte quante sono state revisionate e sottoposte chiaramente a prescrizioni, chi aveva bisogno di prescrizioni, ma chiunque ha una licenza di pubblico spettacolo sopra le 200 unità è stato verificato negli ultimi 2 o 3 anni nella provincia di Palermo, ma per quello di Palermo Certo, allora però... Quella siciliana non lo so. Però torniamo un attimo alla differenziazione dei luoghi fisici dove i giovani si ritrovano per fare per una festa, per un evento, per una ricorrenza. La prego, mi faccia solo completare, la vedo scalpitare su questa cosa. Però è vero, sì. Ci sono le discoteche, ci sono i luoghi che conosciamo da tempo, no? Che hanno tutte queste caratteristiche, ma è innegabile che spuntano un po' come funghi, e su questo chiaramente non sono al momento in grado di dare delle indicazioni su quelle che sono la regolarità di certi luoghi, ma immagino insomma che le autorizzazioni ci siano tutte. Sono luoghi come capannoni, vecchie zone industriali che vengono poi riadattati a luoghi per eventi, la parola eventi, quindi non la discoteca che noi conosciamo, storica, no? Alla quale ci affidiamo, ma luoghi eventi con soppalchi, con situazioni che magari ci sembrano sicure lì con le luci soffuse e quanto altro, ma poi non sappiamo veramente come stanno le cose. Ecco, noi genitori, mettiamola così, di cosa ci dobbiamo fidare, cosa dobbiamo controllare, cosa dobbiamo attenzionare anche noi genitori quando mandiamo i nostri figli in questi posti? Allora, per esempio, anche un evento stesso può essere organizzato bene. Se è organizzato bene, chiede di essere sottoposto a una commissione di vigilanza e spettacolo. Per cui quando gli eventi sono organizzati in un certo modo e sono eventi di una certa entità numerica, che può anche essere anche un capannone industriale, basta che questo praticamente abbia le condizioni per essere autorizzato. Da questo punto di vista, se la commissione con tutti i membri, vigili del fuoco, urbanistica, sanitaria, vigili urbani e quant'altro, ritiene che quel luogo possa, con tutte quelle condizioni chiaramente di impianto audio a norma, impianto elettrico a norma, palchi e soppalchi a norma, sia autorizzabile, può anche un evento, se organizzato bene, può anche essere autorizzato dalla Commissione di Vigilanza e Spettacolo, ma in quel caso l'evento non è un evento che costa poco per partecipare. Gli eventi chiaramente che costano un po' di più sono quelli che hanno dei costi importanti, per cui il biglietto costa anche abbastanza per andare in eventi di un certo tipo. Il problema, ripeto a dire, sono quei locali piccoli dove adesso si inventano il soft clapping, che per carità le mode ci sono in tutto il mondo, in questo evento
si parla di soft club, ma ti mettono a fare ballare la gente pure nei panifici, per carità, è una cosa carina, la mattina dopo fare colazione, però devono essere locali adeguati perché se abbiamo una legislatura che va a regolamentare in questo settore, ci sarà un motivo, e poi ogni tanto purtroppo, ahimè, in questo caso mi dispiace per tutti quei ragazzi che sono deceduti in Svizzera, capita questo, che in un locale che ha materiali che non sono ignifughi, legno sotto magari questo materiale che non è neanche trattato con vernice ignifuga, perché pure il legno si può anche non farlo bruciare, basta una vernice ignifuga, si ci passa, già rallenti molto la combustione, cioè sono cose che alla base di chi gestisce discoteche, chi fa questo lavoro, c'è l'esperienza e lo sai, ma chi si improvvisa semplicemente per lucrare? È chiaro Purtroppo che la quantità di giovani dentro un luogo non è, cioè fa la differenza, e poi naturalmente purtroppo poi si aprirebbero altre parentesi, Bianconi, ma non abbiamo il tempo di farlo. Magari, ecco, se lei è d'accordo, visto che il tema è caldo ed è importante, perché credo che imponga una riflessione della categoria, no? Una presa di consapevolezza, di coscienza, anche di comunicazione nei confronti del pubblico, che le cose stanno in un certo modo nei luoghi sicuri e che i luoghi sicuri ci sono. E questo è giusto che si dica. Assolutamente, perché poi insomma erano tanti minorenni e c'era l'alcol che girava, insomma questa è un'altra tematica che si impone. È un altro tema, infatti, questa è un'altra tematica, non abbiamo il tempo di farlo perché dobbiamo correre da Palermo, andiamo tra un attimo a Messina, però io la ringrazio moltissimo perché abbiamo anche bisogno di capire come stanno le cose nel nostro paese, nella nostra isola, quindi grazie ancora, ci rivedremo, ne sono sicura. Una buona giornata. Grazie. Allora, noi a questo punto, prima di andare a Messina, ci fermiamo per un'altra pausa e torniamo tra pochissimo. Ed eccoci qui tornati in studio, buongiorno Sicilia, giochiamo e lo facciamo con Francesco Triolo che è collegato da Messina con un suo graditissimo ospite, giochiamo al gioco dell'oca, quanti ricordi incredibili per la mia generazione. Francesco, che vuol dire questo gioco dell'oca a Messina? Allora, siccome tu in queste vacanze di buongiorno intanto, siccome in queste vacanze di Natale non sei venuto a Messina, ti sei perso il gioco dell'oca che è qui nella Galleria Vittorio Emanuele, che è uno dei luoghi della movida a Messina, quindi è affollata soprattutto di sera, di giorno come vedete è un po' più vuota. Però che cosa ha pensato la Patrimonio SPA, che è una partecipata dell'amministrazione comunale, perché è venuta in mente a questo signore Piero Picciolo questa idea di posizionare un gioco dell'oca alla messinese. Io ve lo facciamo vedere, ci sono i dadi, ci sono le occhette per muoversi e sostanzialmente si va a scoprire con questo percorso tutti i luoghi che sono di interesse culturale, patrimoniale della città di Messina. È un'idea che è venuta per dare l'opportunità ai messinesi di conoscere anche dei luoghi che magari non conoscevano e ai turisti che qui, è chiaro, arrivano dalle navi da crociera piuttosto che per gli eventi, per conoscere anche luoghi un po' più distanti dal centro di Messina. L'idea è venuta a Piero Picciolo di Patrimonio SPA, che ci racconta ora come è venuta. È venuta la Patrimonio Messina SPA, come diceva Francesco, si occupa della gestione e della valorizzazione del patrimonio immobiliare del comune di Messina, per cui rispetto alla esigenza appunto della società di gestire appunto la valorizzazione del comune, del patrimonio, abbiamo pensato ecco, in amministrazione di accostare appunto questa attività ludica con la parte artistica, per cui le caselle del gioco dell'oca sono rappresentate, come diceva Francesco, da questi luoghi artistici
che un po' come passeggiare all'interno della città conoscendo appunto questi luoghi, anche perché nel giocare c'erano i dati, devo dire che è stato molto utilizzato perché abbiamo fatto dei passaggi durante questi 15 giorni e a ogni casella ci sono dei panel qui legati dove per ogni casella c'è la storia di quel luogo. Allora, noi ci facciamo una passeggiata anche noi, sì, per cui devo dire che ha avuto una eco abbastanza importante per la città e siamo contenti che abbia avuto comunque un riscontro positivo. Vediamo cosa c'è, per esempio c'è l'università, il porto, la spiaggia del Ringo appena di nuovo inaugurata, a Montalto, Innammare, il pilone, la feluca per la pesca del pesce spada, Villa Dante, il Palacultura, insomma c'è un po' tutti i punti un po' conosciuti di Messina, ma anche quelli non conosciuti, perché di Innammare per un turista è difficile raggiungere, anche se è uno dei luoghi più suggestivi forse per i molti pellegrini. Quindi dico, ripeto, è stata una bella iniziativa, siamo contenti che abbia avuto e tanti giovani di sera, quando qui si riempie per la movida, vengono magari, Roberta, sembra strano, posando anche i loro smartphone e giocando e divertendosi. Adesso, come vedete, questi qua sono tutti i regolamenti. La cosa su cui sorridevamo è che comunque è rimasta intatta. Esatto. Cioè, fino adesso nessuno si è portato a casa il dado come souvenir piuttosto che l'occhetta, però c'è stata una sorta di rispetto per questa iniziativa che fa un po' sorridere, però magari non ci si aspettava probabilmente. Ecco. Sì, assolutamente no, anche perché comunque dico, l'investimento che c'è stato sarà utilizzato anche all'interno dell'amministrazione, con la possibilità di poter richiedere non a noleggio ma in uso il gioco dell'oca per manifestazioni che possono poi essere ripresentate all'interno delle manifestazioni del comune o di altre associazioni. Ecco, questo Francesco ritengo che possa essere davvero, questa credo possa essere un'idea ad alto tasso di imitazione, no? Perché in realtà è molto carina, perché sposa la possibilità di far conoscere la città ai turisti, ma chissà, forse proprio ai messinesi, perché non è nuovo il fatto che magari viviamo nelle città e non ci godiamo le bellezze delle nostre città. Leggevo però che la data di chiusura, tra virgolette, dell'iniziativa è oggi, quindi si smonterà, si sposterà. Come funziona questa cosa? Sì, realmente sì, perché la richiesta per l'occupazione, diciamo, dello spazio era fino a oggi, per cui da oggi si incominceranno a smontare, così come tutte le altre manifestazioni, ma come dicevo potrà essere utilizzato, verrà consegnato adesso all'assessore Cannata che si occupa appunto dell'organizzazione di manifestazioni, per essere utilizzato in altri luoghi della città, per cui è un investimento che sarà utilizzato, che girerà. Sì. Magari il prossimo anno si può immaginare anche il Monopoli, per esempio, piuttosto che qualche altro gioco non sarebbe male. Effettivamente il Monopoli, ecco, prendo nota, adesso ci organizziamo meglio per questa. Potrebbe essere spostato ovviamente da qualche altra parte. Vedo l'albero ancora installato, oggi è giornata per tutti, no? Nelle case così come nelle città, della parte meno gradevole, cioè quella di smontare l'albero. Si provvede anche a Messina tra poco, no? A restituire. Esatto, questo sostanzialmente, come vedi, è chiusa la galleria, è un po' il salotto invernale della casa Messina, tra virgolette. Quindi insomma è chiaro che anche tutte le iniziative collaterali, anche tutto ciò che in città si vede pian piano ovviamente ritornerà, come nelle città in generale, ad un aspetto distante dalle feste. Però il gioco dell'oca è richiedibile da qualcuno, cioè può essere in qualche modo richiesto in altri eventi e situazioni della città? Siete pronti a reinstallare? Sì, assolutamente sì, perché come dicevo potrà essere richiesto da associazioni per eventi anche privati eventualmente, e sarà nostra cura poterlo consegnare e poterlo far utilizzare per queste manifestazioni. Benissimo. Sia all'interno che all'esterno. Ad esempio nelle scuole, si può portare pure nelle scuole? Ben venga, sì, assolutamente sì, per cui siamo a disposizione per chiunque voglia utilizzarne o farne. Può girare nelle scuole in maniera tale che
Sì, Benissimo. è un bene per tutti. Benissimo, allora grazie davvero Francesco per questo ennesimo collegamento. Ricordiamo, Grazie insomma, a voi. dopo le feste siamo ritornati a fare compagnia al pubblico siciliano sempre a partire dalle 8 e quindi ho ritrovato piacevolmente anche questo collegamento con Messina e devo dire, insomma, il mercoledì è diventato quasi un'abitudine. Grazie Francesco, grazie naturalmente al tuo ospite. Buona giornata a tutti. E noi adesso ci occupiamo delle stelle, vediamo come. Buongiorno ai 12, oggi è di nuovo la Luna a gestire un po' l'andamento di tutti i pianeti, Luna che passa in Vergine, Luna che vuole essere più ordinata, Luna che con un bellissimo trigono a Mercurio vuole dialogare con tutti i segni zodiacali. Vediamo cosa succede nello zodiaco. Ariete. Per voi oggi è una giornata importante proprio perché attenderete delle risposte, si ricomincia e anche in amore siete un pochettino più motivati a chiarire alcune cose col partner. Mercurio oggi vi porterà una sfida comunicativa. Toro, ottimo per voi, tutto sembra andare a posto, finalmente le feste sono dietro l'angolo e adesso voi potete concentrarvi sulle vostre cose preferite, le cose pratiche, attive, lavorative, ma non dimenticando anche gli affetti che vanno benissimo perché il trigono di Venere e di Marte è tutto dalla vostra parte. Gemelli, per voi la Luna oggi è in quadratura, per cui vi ricorda comunque di analizzare bene le difficoltà comunicative e quelle che danno qualche limite in più al vostro lavoro. Rivedete un po' tutto e cercate di essere un pochino più autocritici, vi aiuterà moltissimo nel gestire un nuovo corso, di un nuovo anno, di un nuovo tempo e anche di un nuovo lavoro. Cancro, per voi oggi è una giornata molto soft in cui gli affetti sembrano parlare, addolcirsi ed esternare soprattutto le loro volontà. Quindi oggi vi sentirete un po' compensati e meno sfiancati dal fatto che ogni volta in amore dovete sempre fare tutto voi. Leone, una giornata oggi che vede una luna molto serena, una luna ordinare, scadenze, impegni e anche tutta una serie di esigenze che manifesterete via via in maniera affettiva, dividendo con il partner anche dei piccoli successi, ma anche sapendo ironizzare su piccole sconfitte. Vergine, voi siete i veri e propri protagonisti della giornata con una luna che sembra avere voglia di comunicare, di rilanciare un nuovo ciclo, di mandare in orbita insomma un satellite comunicativo che vi aiuterà a dialogare con tutto il vostro mondo. Bilancia, per voi la giornata è particolarmente piacevole, anche se Mercurio vi fa dispetti, ma la Luna vi fa intuire che questo nuovo corso di cose sarà assolutamente proficuo e vantaggioso, un'intuizione che vi fa scommettere ancora una volta sul vostro futuro. Scorpione, una giornata oggi dolce e morbida, allietata tra l'altro dal lavoro di gruppo e dalle conoscenze lavorative che vi allietano tornando un po' alla normalità. A volte però correte il rischio di parlare un po' troppo quando siete in gioia nelle vostre momenti d'amore, per cui oggi non siate troppo prodighi di informazioni sulla vostra vita privata. Sagittario, per voi oggi è una giornata particolarmente intensa. Dovrete riorganizzare infatti molte cose e molti vi chiederanno di scadenze e di tempi che forse vi siete dimenticati di rispettare, distratti come siete, ma a voi si perdona tutto. Capricorno, una giornata molto importante per voi, luna di trigono che accende Mercurio, che dà voce all'amore e a tanti nuovi progetti molto piacevoli. Oggi vi sentirete dire ti amo più di una volta. Acquario, la vostra giornata oggi è intensa, positiva, forte, bella. Probabilmente, ora che gli astri sembrano voler indicare un flusso di cose un pochino più concrete, più stabile, siete meno in balia delle vostre emozioni e cercherete quindi di tesaurizzare un po' l'esperienza fatta per buttarvi in questo nuovo ciclo in una maniera molto propositiva e soprattutto che non dimentica di stupire tutti con la vostra genialità. Pesci, la vostra giornata oggi inizia con una luna
luna in opposizione, una luna quindi che dovrà tenere in considerazione le opinioni altrui. Oggi, emotivamente intorno a voi, potreste rilevare che qualcuno non è proprio contento e tenterete di soccorrerlo. E questo era l'oroscopo del giorno di Marco Amato, che ritroveremo certamente anche in versione collegamento in altre edizioni di Buongiorno Sicilia. C'è Lorena Dolci che mi ha raggiunto ancora una volta, ancora qualche curiosità dai giornali. Sì, una curiosità riguarda, per gli amanti di questo gioco, arriva il Lego intelligente. Che cosa vuol dire? Che l'azienda danese lancia i mattoncini smart a partire da una serie dedicata a Star Wars. Come funzionano? Viene aggiunta un'etichetta intelligente, uno smart tag che praticamente comunica il suono da emettere. Quindi immaginate, potrebbero esserci in futuro elicotteri volanti, automobiline che si muovono da sole, addirittura le sirene dei pompieri. I mattoncini della Lego infatti cambiano pelle, il gioco manuale per definizione si aggiorna, diventa high tech, i blocchetti con cui grandi e piccini hanno imparato a costruire città, velieri e pezzi dell'immaginazione diventano smart. Bene, con questa notizia del Lego intelligente che farà piacere a tanti appassionati del genere e anche a chi magari non era proprio bravissimo con questi mattoncini, finisce questa puntata di Buongiorno Sicilia. A tutti grazie per averci seguito e questa trasmissione come sempre vi aspetta domani su Antenna Sicilia alle 8.